Credo che oggi vediamo tanto design, tanta tecnologia, tanta innovazione e la berlina ha comunque una sua posizione nel mercato e a differenza ovviamente del SUV risponde ad altre esigenze soprattutto di chi viaggia, di chi percorre, di chi fa tanti chilometri. Credo che oggi possiamo dire di essere veramente orgogliosi di vedere qualcosa di molto evoluto, molto avanzato, cioè veramente il futuro è oggi. Intanto 4 anni, un'esperienza straordinaria perché ci ha fatto crescere, ci ha fatto imparare tante cose. Noi abbiamo provato a condividere un modello di business che ha fatto crescere l'azienda nel suo complesso. È un bilancio assolutamente positivo e non solo dal punto di vista economico, che per noi rappresenta la sintesi di un'azione e quindi la sintesi di quello che provi a fare all'interno di una comunità in cui vivi. Forse la cosa più bella è quella in cui in ogni luogo abbiamo intrapreso una relazione con le persone, col territorio, perché poi la differenza è solo ed esclusivamente questa, cioè persone che parlano con altre persone. Vendiamo dei prodotti meravigliosi, sì, però alla fine credo che sia il piacere dell'interlocuzione, il piacere nell'individuare quelle che sono le esigenze del cliente e provare a dare delle risposte. Chiaramente possiamo sempre migliorare e con tanta umiltà impariamo ogni giorno dai nostri clienti e questo ci fa costantemente crescere. Voglio anche dire che in questi territori abbiamo dato e stiamo dando veramente tante opportunità ai giovani attraverso percorsi di formazione strutturati che durano nel tempo, che premiano, non tutti chiaramente, perché il nostro lavoro è diventato un lavoro ad alta professionalità e all'interno dell'azienda noi abbiamo una struttura di formazione dedicata, è l'unica struttura permanente in Italia che si occupa di formazione all'interno dell'automotive. In genere vengono un po' prese dall'esterno a seconda della formazione che ti serve. Noi abbiamo una struttura che fa solo questo di lavoro e che continua ovviamente anche a contaminarsi da mondi esterni per portare innovazione non solo negli atteggiamenti verso il cliente, ma per provare a capire il cliente. Il nostro mondo è un mondo totalmente cambiato, cioè una volta il venditore, e si passi il termine, era un po' un imbonitore. Oggi il venditore è una persona che deve prima di tutto capire quali sono le esigenze del cliente, essere trasparente e seguire un percorso che dia risposte di mobilità, perché poi quello che ci interessa è costruire un rapporto che non si deve chiudere il giorno in cui consegni l'automobile, ma anzi da lì in avanti deve essere un percorso di mobilità da condividere col nostro cliente. Intanto si sta andando verso un mercato elettrico, fino a quanto ci si potrà spingere, francamente una risposta non c'è ancora perché siamo ancora in un sistema paese che ha la necessità di sviluppare quelle che sono le infrastrutture di ricarica. Io credo che ci saranno delle risposte importanti da parte dei clienti. Oggi siamo ancora in un mercato veramente piccolo perché stiamo parlando del 5% dei volumi di vendita, ma è destinato per forza di cose a crescere, anche perché oggi il mondo elettrico offre tanta tecnologia, tanta innovazione e anche un piacere di guida di un certo tipo. Chiaro, non è ancora per tutti, questo ce lo dobbiamo dire con molta trasparenza e molta franchezza, però sta diventando per molti e questa è una cosa importante. Ci sono dei brand emergenti? Assolutamente sì, poi all'interno del mondo BMW in questo caso ci sono veramente anche grandissimi investimenti in ricerca, in sviluppo e sono investimenti che chiaramente poi danno e daranno sempre di più risposte di mobilità con tanta innovazione ai propri clienti.